musica è forse l'arte più astratta, più impalpabile rispetto alla scultura, rispetto alla pittura. È un qualcosa che rimane nell'aria ed entra nell'animo delle persone, ma anche evoca scenari, figure, emozioni del passato, del presente e del futuro. La musica per te cosa ti dà quando suoni? La musica mi dà emozioni, non mi dà tanti ricordi, mi dà emozioni e mi riporta in un'atmosfera che diciamo non ha né passato né presente né futuro. Quindi è un qualcosa di universale che mi unisce in quel momento alle sensazioni, all'ambiente in cui mi trovo, alle montagne, al fiume, oppure ad una immagine particolare che quella musica lì mi desta, mi ricorda. Gli insegnamenti, le cose che ricordo più volentieri, insomma, derivano dai miei genitori. Mio padre mi ha insegnato dal punto di vista artistico ad amare la musica, il canto e le tradizioni. Cantore di chiesa, cantore del coro Peresson, insomma molto impegnato socialmente anche nel volontariato. Mi ha sempre detto che le radici sono molto importanti nella vita degli uomini e delle persone. Io l'ho tenuto a mente questo insegnamento, ho sempre studiato e studiando si impara qualcosa, insomma, non è tutto lo studio, però è una componente abbastanza importante. E ho anche cercato nelle lettere, nelle corrispondenze, e ho trovato degli agganci importanti, ma anche nella mia vita, non solo nel passato ma nel presente. Ho conosciuto per il passato, ricordo molto volentieri la persona del maestro Giuseppe Peresson. Era nato nel 1872, è morto nel 1959, non vedente, ma insomma qualche benefattore l'aveva fatto studiare a Padova all'Istituto Bonfigliacchi, si era diplomato, ha cominciato a comporre, eccetera. Però lui, come tanti altri, insomma, modesti dell'epoca, quando ne hanno fatto la proposta di andare da altre parti, insomma, non è andato, è rimasto a Piano d'Arta a suonare l'organo nella chiesa di Piano d'Arta. Il suo posto poi è stato preso dal maestro De Colle Arnaldo, che è mio zio. Ti ringrazio di cuore sia per quello che ci hai trasmesso con la tua musica, sia per i tuoi pensieri, le tue riflessioni, e se vuoi concludere con un altro brano te ne saremo veramente grati. Va bene, allora io direi vi faccio un brano un po' strano che è stato così tramandato oralmente. Chi me l'ha tramandato? Un signore che era nato nel 1915, aveva fatto la guerra, quindi aveva fatto anche un diario di tutta la guerra, e me l'ha trasmesso, insomma, io ce l'ho a casa, è una cosa molto interessante. E questo qui si chiama La Ronda, non penso c'entri niente con la naia, però ha dei riflessi musicali un po' particolari.
te. Sto commuovendo, bravo Carlo, lo dedichiamo ai tuoi figli, alle generazioni future, alla Carnia, che è la terra che ci unisce, all'umanità intera. Grazie, condivido. Mandi, grazie. Mamma.